Maro, ma che è sta puzza? Che è stu fiete? Sì, in lingua napoletana la puzza diventa fieto e la usiamo sia come sostantivo, sento un fiete cano morto, ecco per esempio, oppure come verbo, in questo caso kill fete, fete a mille peste, cioè come la peste però mille volte di più, ecco. Fetere è dal latino fetor, che significa appunto puzzare. Noi parliamo latino, il napoletano è una lingua aristocratica. Chi è nuffetente, qualcosa che fete e nuffetente, anche se in realtà con la parola fetente noi facciamo più spesso riferimento alla scarsità di dote morali di una persona piuttosto che al suo olezzo, diciamo quello che emana. Viviani, uap innamorata, tu sai che hai fete. Se non ti infilo io un grado a voto con questo curtolluccio mio a mano che cade, ti scusa annanzi a rinte a fuori a rete. Tu sai che hai fete. La parola fetere compare in tante locuzioni. Chi l'ha durato fietero mic, cioè in qualche modo ha mangiato la foglia, ha scoperto il mistero. Chi l'ha da murico fietero mic, quindi in questo caso è una minaccia, oppure ha da murico fiete gravune, che sarebbero le esalazioni del monossido di carbonio. Un altro sinonimo di puzza è atanf, maro che tanf, mamma mia, un odore sgradevolissimo. Tanfa viene dal longobardo danf, che significava appunto odore sgradevole, puzza, vapore e soprattutto odore di umido, di muffa. Quando si avvicina qualcuno che emana un olezzo insopportabile, non so se conoscete qualcuno che per mancanza di igiene personale fete di una mala maniera, i napoletani di antanno utilizzano un'espressione molto bella che era "azzo, guarda là, qua, si era avuta la profumeria Bertelli". Beh, questa frase va intesa in senso antifrastico, cioè esattamente il contrario di quello che affermo. La profumeria Bertelli era una nota profumeria che era a Piazza Trieste e Trento, una profumeria nazionale, il Cerotto Bertelli, e quindi si era avuta profumeria Bertelli significa esattamente il contrario, chi lo fete in una mala maniera. Emettere un cattivo odore in napoletano si traduce pure sta ammurban all'aria, quando uno entra in un ambiente, una persona zozza, che fete, anche se in senso traslato ammorbare significa pure mi stai scocciando, mi stai annoiando. Un'altra locuzione della mia generazione, lo dico diciamo ai sessantenni in ascolto, negli anni 70 si usava dire, quando una persona le feteva il fiato, diciamo, esageratamente, si usava dire "ma che te magnate" e "creature morte che make-up per". Che cos'erano queste make-up? Le make-up erano le antesignane delle moderne sneakers, scarpette da ginnastica, solo che erano fatte con un materiale diciamo molto economico, materiale scadente, e emanavano un cattivo odore già alla prima volta che le indossavi, soprattutto quando non ti lavavi. Ecco, immaginate quindi il fetore, il fieto che aleggiava nelle palestre napoletane. E make-up, ma che te magnate? Creature morte che make-up per. In lingua napoletana anche la miseria ha un odore. Chi si sta puzzanni fam, si sta puzzanni frid. Beh, lo Scitafino Daniele in da tazzulelle caffè, noi ci puzzammi fam, stanno tutto quanto, e invece ci aiutaci a boffare i caffè. Bene, puzzarsi di freddo, puzzarsi di fame è connesso chiaramente con la miseria, perché chi è povero, chi sta morendo di fame o di freddo, generalmente trascura pure l'igiene personale. Ecco perché anche la fame ha il suo odore. Beh, comunque, mamma mia, che fiete, mamma mia, ma chi ha manato? Chi ha menato? In napoletano è chi ha emanato, chi ha sparso il proprio odore nell'aire. Guardate che lingua solenne, chi ha manato.